Cosce di maiale dalla Danimarca, avocado dal Sudafrica, via Moldavia, 25.000 litri di latte tedesco destinato a Borso del Grappa, formaggi già marchiati con un nome italiano, pronti per i mercati veneti. Non basta? Mettiamoci pure 8 tonnellate di carne di maiale e lardo dalla Germania, quintali di uova polacche, pane austriaco da portare in Sicilia. È questo il contenuto dei primi camion fermati al Brennero dagli agricoltori di Coldiretti, che in collaborazione con le forze dell'ordine stanno letteralmente presidiando la porta d'ingresso all'Italia per denunciare l'invasione di cibo e prodotti stranieri su cui grava una pericolosa e grave situazione di scarsa trasparenza sull'origine e l'etichettatura. Concorrenza sleale, a dirla tutta, che minaccia anche il Made in Veneto. Siamo a Brennero, a pochi metri dal confine con l'Austria, perché vogliamo rendere pubblico a tutta la popolazione italiana quel che accade ogni giorno. Centinaia e migliaia di camion che arrivano dall'estero e importano merce spacciata per i Made in Italy. L'associazione di categoria chiede più controlli proprio per bloccare le truffe a tavola e lo fa sul Brennero, da secoli luogo simbolo del commercio europeo. Proprio all'Europa si rivolgono gli agricoltori veneti con una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare con cui chiedere e pretendere l'etichettatura di origine obbligatoria per tutti i prodotti agroalimentari, estendendo la normativa che l'Italia ha già adottato facendo da apripista negli anni scorsi. Stiamo chiedendo all'Europa di ampliare quel che è la legge italiana, ovvero l'origine dei prodotti in etichetta. È una battaglia di trasparenza, perché trasparenza vuol dire fiducia, trasparenza vuol dire vero libero scambio, e questo ci è dovuto perché va riconosciuto il giusto prezzo a noi agricoltori, che non solo facciamo da mangiare, ma siamo anche elemento di tutela per l'ambiente. Nella lista degli arrivi dell'ultima ora vanno segnalati anche gli asparagi ungheresi, pronti a invadere il mercato locale della produzione di eccellenza bassanese e veneta nel momento di maggior richiesta.